Salve, bentornati a un nuovissimo aggiornamento. Ovviamente l'anticiclone, quello subtropicale, avanza e porta ancora stabilità nel corso dei prossimi giorni. Maggiormente colpito sarà proprio il versante dell'Alto Tirreno, anche il nord Italia vedrà delle temperature ben oltre i 25 gradi, picchi quindi di 26-27 gradi localmente sulla Valpadana. E attenzione però, perché ci sono delle ipotesi che questo cedimento dell'anticiclone sotto la spinta di venti un po' più freschi orientali possa quindi portare qualche precipitazione a partire dai settori settentrionali. Il più favorito al momento è il nord-est e sulla Emilia-Romagna. Questo flusso diretto proprio dall'Europa orientale porterà quindi un indebolimento del campo anticiclonico e conseguenti precipitazioni. Da capire ancora bene comunque il calo termico che avremo, potrebbe essere significativo, perderemo anche 8 gradi rispetto ai valori attuali, quindi insomma si tratterebbe di una decisa svolta per una pausa da questo caldo che si sta insomma concentrando. Diciamolo, questo è un clima tipicamente da maggio più che da aprile, quindi siamo sopra la media, pensati, di 2 gradi. Questo insomma per quanto riguarda i prossimi giorni. Vediamo un po' come si concluderà la settimana nel corso dei prossimi aggiornamenti. Continuate a seguirci.